Un mestiere antico, artigianale e che nessuno più fa, il battilamiera, ovvero quello che sistema le auto d'epoca. Che nessuno lo voglia più fare, in realtà, non è poi così vero, visto che i corsi che la CNA ha organizzato hanno registrato il tutto esaurito. Con continuità tutti i sabati sono andati a frequentare un corso in orario extracurricolare per cercare di carpire e di imparare l'arte del battilamiera, che effettivamente è un'arte, nel senso che ad aiutarli c'è stato il maestro Agnoletto. Sono bravi e la cosa che mi stupisce è che nonostante giovani, che tutti parlano male dei giovani, questi hanno veramente una voglia enorme e sta a noi anziani artigiani a spiegare, a fargli vedere e aprirgli quelle porte che sono sempre state chiuse. I battilamiera si sono presentati anche durante la fiera campionaria di Padova, mostrando con una prova pratica come funziona una tradizione che rischiava di scomparire. La soddisfazione di fare andare le vecchie signore, come hai detto te, è una grossa soddisfazione, perché bisogna metterci molta passione e soprattutto tanto lavoro. Perché magari da filmati che vediamo per la televisione tutto diventa così facile, ma non è niente vero, c'è un gran lavoro alle spalle. Agnoletto è uno storico battilamiera con richieste di intervento da tutto il mondo, perché rimettere a nuovo vecchi bolidi non è una cosa da tutti, richiede però tempo ed edizione. Diciamo che un'auto mediamente, se uno dovesse restaurare, una macchina di media restauro un paio d'anni.